Vogliono abbattere il pino di Grazia Deledda, salviamolo, e questo è l'appello lanciato su Facebook dal capogruppo del PDL in Consiglio Comunale Pierluigi Saiu, preoccupato per le insistenti voci che circolano in municipio sulla decisione di abbattere il pino di Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura, che sorge in via Murichesa. Secondo le informazioni in possesso al consigliere di opposizione, l'amministrazione comunale riterrebbe necessario abbattere la pianta ormai del tutto abbandonata. Il primo allarme risale a quest'estate, sottolinea in un post Saiu. L'albero sotto cui si dice la scrittrice premio Nobel alla massa militare appariva già piuttosto malconcio. Saiu cita l'intervento del sindaco in quell'occasione. Cercheremo di capire cosa è successo, chiederò subito una relazione tecnica per capire le cause, ma quel che è certo è che faremo di tutto per salvare il pino e trasformare l'area intorno in un monumento. La relazione, rileva Saiu, è arrivata e porta la firma del professor Franceschini dell'Università di Sassari. Nel testo, che riferisce l'esito del sopralluogo effettuato l'11 settembre, si legge che l'albero appare ormai completamente disseccato e il tronco è pervaso in tutta la sua lunghezza da fuori dalle gallerie scavate nel legno da in situ. Lo stato di abbandono in cui l'albero si trova da tempo, insomma, ne ha determinato la morte, rileva Saiu. Tuttavia, si legge ancora nella relazione, appare improbabile una caduta dell'albero intero. Il docente universitario, continua il post, suggerisce quindi di operare il taglio progressivo delle parti di chioma asimmetriche più soggette al rischio di schianto e di precludere il passaggio alla sosta delle persone in prossimità dell'albero. In comune, però, sottolinea Saiu, pare che vogliano assumere delle misure più drastiche, motivandole con ragioni di sicurezza. Quella pianta è diventata un simbolo, sottolinea Saiu, al di là della sua storia controversa. Oggi purtroppo è il simbolo del degrado e dell'abbandono che subiscono i luoghi di questa città. Saiu ricorda di essersi recato in mattinata sotto il pino, dove c'è una targa posta da una classe di elementari nell'anno scolastico 93-94. Se Nuoro perdesse un altro simbolo della sua identità sarebbe terribile, continua Saiu, e non voglio arrendermi all'idea che quell'albero vada abbattuto senza prima almeno provare a salvarlo, salvare quello che ne è rimasto. Il consigliere comunale di opposizione lancia un appello su Facebook per chiedere agli utenti di suggerire soluzioni per non lasciare che un altro pezzo della città sparisca nella più totale indifferenza.